Cercano l'epigrafe i cittadini di San Fiore, ancora increduli che Mattia da Ros non ci sia più, perché pare sempre impossibile morire ad appena 18 anni. La definiscono morte bianca perché Mattia sabato scorso era nella sua camera quando i genitori sono andati a cercarlo e l'hanno trovato disteso sul suo letto. Sarà l'autopsia richiesta dalla Procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo sull'accaduto, a stabilire cosa sia successo a Mattia. Una verità che non consolerà i genitori, che questa mattina hanno ricevuto la visita del sindaco. L'immagine umana di una persona che ti fa capire cos'è un figlio e cos'è quella perdita là. Una mamma che stringe un indumento del figlio e non ha ancora finito di versare lacrime. Nuove lacrime per i compagni di scuola di Mattia da Ros. Il giovane aveva frequentato il 4º anno dell'Itis Planca a Lancenigo e lui stesso aveva sofferto per la scomparsa del compagno di classe Nicolò Di Giacomo, il giovane di Casale morto lo scorso novembre in un incidente lungo Viale Felicent sulla strada per la scuola. Mattia abitava in questa villetta dietro al negozio del papà chiuso per lutto. Poco più in là un altro negozio chiuso e un altro lutto, quello per Adriano Lot, morto a 54 anni venerdì scorso per arresto cardiaco. Mi coglie in un momento che sono veramente affranto perché questa mattina sono andato a visitare ben 2 famiglie, una per la morte del titolare della DMB, Lot Adriano, peraltro anche persona conosciuta con il calcio, e sono stato a visitare la famiglia del giovane 18enne che è morto. Devo dire che non ci sono veramente parole per commentare questi avvenimenti. Ho potuto vedere cosa vuol dire per una madre perdere un figlio, una madre che non riesce a finire le sue lacrime, è veramente un dolore immenso.